terzo quarto però sicuramente è stato quello cruciale, dove abbiamo pagato sia dal punto di vista difensivo che offensivo. In termini di numeri è abbastanza evidente che abbiamo avuto troppe palle perse, qualche palla persa di troppo e qualche rimbalzo di troppo concesso a giocatori che sicuramente hanno messo in campo molto del loro talento per risolverla, perché sicuramente nel terzo quarto per esempio Galloway è stato un fattore importante in questa partita, quindi dovevamo cercare di ottimizzare meglio alcuni possessi che abbiamo. Loro hanno tirato alla fine, contando anche i tiri liberi, circa 15-17 tiri in più di noi, che evidentemente sono tanti da concedere a una squadra così. Peccato perché, ripeto, i primi due quarti e anche la reazione dell'ultimo quarto insomma, erano state, come dire, almeno a pari per cercare di competere in questa partita qui, che ripeto, sapevamo comunque avevamo un grande avversario davanti, invece il terzo quarto questo non siamo riusciti a farlo e l'abbiamo pagato caramente, secondo me, in termini di risultato. Se avete domande. Sì, buonasera coach. Buonasera. Salvatore Barraco, Forza Trapani. Avete iniziato in maniera molto aggressiva sulla palla, tant'è che avete concesso 5 su 20 dal campo all'inizio a Trapani. Non c'è un po' di rammarico per non aver chiuso il secondo quarto con qualche punto di vantaggio e, dal punto di vista più tattico, questa aggressività negli ultimi 5 minuti del secondo quarto, cioè di contro non vi siete persi troppe volte il roll del lungo per essere così aggressivi sui piccoli? Allora, i rammarichi, quando si perde il rammarico c'è sempre, poi nella pallacanestro ogni cosa è chiaramente opinabile, noi non volevamo fargli prendere tanta confidenza nel tiro da 3 punti, hai detto te prima, avevamo fatto 5 su 20, quindi vuol dire, quello stava pagando, chiaramente concedi qualcosa da qualche altra parte. Mi sembrava prima di aver detto che potevamo chiudere il primo tempo con qualche punto in più, sicuramente abbiamo sciupato qualche cosa che magari invece di essere sotto di 1 potevamo essere avanti noi di 3-4 punti, così, qualcosa del genere. Perché è chiaro che insomma a questo livello qui, contro squadra di questa portata, ogni errore l'abbiamo pagato eccessivamente caro. Poi ci sta di tutto, nel senso di perché non si poteva fare così, perché non si poteva fare colà, avevamo scelto questo e stava pagando. Poi ripeto, il terzo quarto invece è stato un po' più complesso. Buongiorno coach, Peppe Castisa, Forza Trapani. Nella prestazione offensiva, soprattutto del terzo quarto, pensa che la giornata così di Baumann abbia un po' influito? Perché chiaramente lui è sempre in doppia cifra, stasera ha un po' faticato anche in fase di impostazione di gioco. E poi quanto ha inciso il fatto che avete subito tantissimo Orton, soprattutto nella prima parte dell'incontro? Grazie. Ma è chiaro che insomma dovevamo riuscire un po' tutti a giocare al meglio per 40 minuti, questo non c'è riuscito a tratti, c'è riuscito meglio nella prima parte, dove, ripeto per l'ennesima volta, forse potevamo ottimizzare qualche cosa di più negli ultimi possessi del secondo quarto, ma mi sembra che sia stato più cruciale quello che è stato il terzo quarto, anche un po' in maniera evidente dal punto di vista dei numeri, cui noi non abbiamo saputo trovare risposte, soprattutto dal punto di vista offensivo, perché difensivamente, ok, noi sappiamo che loro hanno una media, no, di 90 punti, sono primi nel tiro da 3 punti, sono primi, quindi insomma una serie di statistiche importanti, e quindi bisognava trovare l'adeguata risposta offensiva, perché nel terzo quarto abbiamo segnato solo 13 punti, quindi non dico sia impensabile, ma è molto difficile pensare di venire a giocare un quarto da 13 punti, magari puoi farne uno, ma non 2-3 quarti a punteggio così basso con loro. Mi sembra che insomma invece questo non siamo riusciti ad avere qualche tiro migliore o essere un po' più tranquilli quando tiravamo, insomma that's it.